Chiamalo tu, Ais. Eccoli qua, eccoli qua. Kvaratskhelia! Ci hanno messo veramente 3 anni. Ma la scala è complicata, Il nostro bomber Simeone, Raspadori. Allora, Gigi, vai. Gigi è incredibile perché, ecco qua, veramente grazie a loro si è realizzato un nostro sogno, no? Però io la domanda che vorrei fare a loro, Gigi, cioè, voi avete vissuto a Napoli, ma perché ti senti napoletano? Aspetta, tu parli italiano? Poco poco. Ma parli napoletano? Non capito, non capito. Poco napoletano parli? Ah, poco poco. Poco poco, lui parla poco poco. Why Naples, you man in the world, why you, frate? Facciamo parlare loro, che loro parlano italiano. No, io devo dirti la verità, dietro le quinte l'ho incontrato e gliel'ho detto, ho detto cosa ti è rimasto di Napoli, cosa ti piace di Napoli? Ciao a tutti. E siamo a disposizione. Voi napoletani numero 1. Basta dire più niente. Dai, vuoi parlare italiano, dai. Vai, hablamos en español. Ciao a tutti di nuovo. Cosa ti è rimasto? Tutto. Cosa ti senti di Napoli? Sono argentino, quindi per me è più facile dirlo. Chi ci ricordiamo? Ho fatto amica che era argentino. Per me è sentirmi a casa, sinceramente, perché voi siete uguali a noi, quindi siamo uno, veramente. Buonasera a tutti. Tu parli italiano! Tu parli Ci provo! Guarda proprio tu sbagli vero, facciamo bella fiducia, ci conosci. No, sicuramente una delle cose che subito ti rimane è che penso che percepire tutti i giorni il calore di voi napoletani ti fa sentire napoletano pur non essendolo, ed è una cosa che ti viene trasmessa subito nei primi secondi che hai la possibilità di vivere questa città.